Ciao Cruciani. Anche ascoltà la ciamada che avevi fatto alla signora Rosina de Merlara, che è una signora di 87 anni che con suo marito si sta a rapinà in casa da due marocchini. Sti due marocchini liga massacrai de botte, ligai come sai, ciapai e bastonai, che ga spacca il naso, dopo un corteo, uno dei due ga impissà un ferro da stiro, e la ga brusà per farsi dire dove che sarai schei. Questa sarà la storia. E mica ascolta la vostra ciamada, che se sta penosa, perché non se può torre in giro così una vecchiotta di quell'età, tanto manco se sta massacra de botte. Al tuo amico Parenzo, che per me voleva far tanto il figo, facendo finta di parlare in Veneto, forse perché pensava di torla ancora de più in giro, volevo dirghe, ma ti partorre in giro uno spagnolo, fatto finta di parlare in spagnolo, perché se da semi, noi altri qua in Veneto parliamo la nostra lingua. Dighe che è una canzone che si chiama La mula de Parenzo, che per lui potrebbe diventare il muso de Parenzo, perché un asino compagno non lo abbiamo mai visto. Detto questo, ascolta qua, poteva essere tua mamma, capio? Te che hai fatto la figura del poretto. Volevi tu far la zanzara, te potevi chiamare e il marocchino che la gappe sta, quello sarebbe sta un gesto rivoluzionario. No, torsela con una povera vecchiotto che poteva essere tua mamma. Insomma, secondo me, che una zanzara, te che hai fatto la mosca, te che pesta una merda. Ciao Cruciani. Marocchini fuori, no? Ma sicuro, no, non tutti, perché c'era una ragazza. Non tutti, ecco, non tutti, meno Quelli che male. lavorano a casa regolari, che fanno un po' gli schiavetti, va bene, Quelli no? che vi puliscono i bagni vanno bene, vero? Quelli che vi puliscono i bagni, che fanno le pulizie, No, però che scusa, fanno i lavori sporchi, Rosina, va bene. Ascolta, non offendere, no. guarda che io, tra io e mio marito abbiamo fatto 80 anni in Svizzera, siamo immigrati, ma ci siamo comportati sempre come si deve, che ancora al giorno d'oggi, che ho 86 anni, e mio marito 88... Ma Varda sa che mia tutti gli immigrati se farabutti setto. Come te permetti? Mia tutti gli immigrati se farabutti sa.